subito. Avete sentito, seguito un po' il candidato presidente del centro-sinistra che dice biglietto unico per il trasporto, poi abbiamo parlato del rischio astensione. Partiamo da questo. Avete paura che questa campagna elettorale un po' sottotono porti a un'astensione maggiore? Cioè meno persone al voto? Ma io non credo che questa sia una campagna sottotono. Diciamo che c'è un orientamento all'astensione dal voto da parte di un numero rilevante, direi quasi enorme, di cittadini che secondo le statistiche e secondo i precedenti si attesta intorno al 50%, il che è avvilente perché è la prova che la democrazia soffre, che la politica non sa esprimere al meglio le sue opzioni. Però io dico anche, siccome sono un ottimista, chi rinuncia a votare rinuncia ad essere, diciamo, soggetto che esprime delle opzioni, perché se tu non voti, lo dico sempre, tu non hai neanche titolo di protestare dopo. Capisco, le motivazioni ci sono tutte per non andare a votare. Io stesso sono disgustato di molti atteggiamenti e di molti, diciamo, cambiamenti in senso negativo della politica dei partiti. Regionale? Anche regionale. Beh, questa non è mica una cosa da poco, cioè, perché uno pensa, ha governato il centrodestra, quindi uno può pensare che la sua sia anche una critica al centrodestra. Non è una critica, è una considerazione oggettiva di quella. Dato di fatto, è un dato di fatto, la realtà dobbiamo considerarla, altrimenti noi dovremmo avere in Veneto almeno il 70% che va a votare. Invece anche in Veneto abbiamo chiaramente il Veneto si è sempre dimostrato più sensibile, però bisogna che noi, anche in questa campagna elettorale, io per quanto mi riguarda corro per un partito autonomista, indipendentista, vi sono anche indipendentista, e territoriale, credo che abbiamo possibilità di offrire agli elettori delle opzioni o delle garanzie per arginare una politica che ha secondato una deriva verso una destra centralista. Questo è il punto. Quindi io mi auguro che si voti in massa Liga Veneta Repubblica, si scriva anche Morosini